Soluzioni drastiche da Roma sarebbero l'ennesimo atto ostile del governo contro i territori. Così Luca Zaia, candidato della Lega alla presidenza della regione, sulle nuove direttive emanate dal Viminale alle prefetture sulla questione profughi. Si cercano con urgenza in tutta Italia altri 6.500 posti letto. Il Veneto deve fornirne 700 a costo di occupare d'urgenza o addirittura requisire nuovi edifici. I posti a disposizione sono zero, replica Zaia, lo dicono pressoché tutti i sindaci e anche qualche prefetto. Il problema va affrontato alla sua origine, aggiunge il governatore. Ma cosa pensano i trevigiani di queste soluzioni estreme? Piuttosto che vadano in giro a pericolare o ad essere d'intoppo per qualsiasi persona, è meglio che li mettano all'interno di queste strutture vuote. Potrebbero utilizzarli, sarebbe l'occasione giusta per utilizzarli, non ci trovo niente di male. Secondo me dobbiamo comunque dare un freno a tutta questa cosa qua e regolarizzare il flusso che sta arrivando, perché continuano ad arrivare delle persone, delle vite umane che noi comunque in ogni caso non riusciamo a gestire. Se sono posti che saranno controllati con persone messe dentro alle quali tu spieghi l'importanza dell'edificio, non ci devi scrivere sopra, non ci devi verniciare, non puoi dormire per terra, ma sistema un edificio e l'attrezzo perché questa gente possa vivere in un modo decente, sì. Messi lì come stanno a Crotone, in Calabria, tanto per dire metto 2000 persone, chiudo la porta e me ne vado, no, non ha senso. Anche come straniera io non sono d'accordo, perché vivere praticamente è come venire del tuo paese a venire a stare in galera. Per me no, io no. Qui arrivano, una soluzione bisogna trovarla e quindi se questo appunto non comporta un dispendio eccessivo di risorse pubbliche, che questa soluzione venga attuata, insomma. Se non devono recuperare soldi, sì, può anche andare. Anzi, dovrebbero utilizzarli per mettere a posto questi edifici, visto che sono qua in forma gratuita. Se queste persone hanno veramente bisogno, direi che si possono utilizzare. Magari li mettono anche un po' a posto. Oddio, senza spendere troppi soldi ovviamente, nel senso vivibili ma non di lusso, ecco.